Buongiorno a tutti, sono Cazzaro Claudia e sono una dietista presso il Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione dell'ULSS 6 Euganea di Padova. Oggi vi parlerò dell'alimentazione per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili. Cominciamo col vedere quali sono queste malattie. Quindi il diabete, le malattie cardiovascolari come l'ipertensione, l'ictus o l'infarto miocardico, i tumori, le malattie respiratorie croniche, i disturbi muscoloscheletrici e le malattie neurodegenerative come per esempio l'Alzheimer. Vi ho riportato un grafico, per esempio, dell'incidenza e dell'incremento del diabete nel mondo, quindi è solo un esempio. Possiamo vedere come in tutto il mondo, chi più chi meno, ma è previsto un aumento rispetto ai dati del 2017 e quelli che saranno i dati del 2045. È quindi fondamentale fare cosa? Prevenire i casi di malattia con uno stile di vita sano, intervenire con una diagnosi tempestiva di queste malattie e eventualmente impostare e mantenere una buona qualità di vita per gestirle nel migliore dei modi e limitarne le complicanze. Uno stile di vita sano infatti garantisce benefici a livello individuale, quindi migliori relazioni sociali, una migliore gestione dello stress, un miglioramento delle prestazioni lavorative e scolastiche con un conseguente aumento della produttività e anche benefici a livello globale, in quanto si risparmiano risorse economiche che potrebbero essere necessarie per gestire altre patologie e per salvare le risorse del pianeta. L'alimentazione è uno dei fattori modificabili indispensabile per fare cosa? Cercare di diminuire l'incidenza di sovrappeso o obesità, di dislipidemie, iperglicemia, ipercolesterolemia, che sono tra i principali fattori di rischio per lo sviluppo delle malattie croniche non trasmissibili, indispensabile per ridurre le possibilità di sviluppo di queste malattie e nel caso di malattia invece ridurre il rischio di complicanze. Come deve essere quindi un'alimentazione? L'alimentazione deve essere equilibrata in tutti i suoi macro e micronutrienti, dovrebbe essere distribuita in 3 pasti principali e 2 spuntini per evitare periodi di digiuno prolungati e dovrebbe ricoprire il fabbisogno energetico rispettando il più possibile i livelli giornalieri forniti dai LARN. Quali sono questi fabbisogni? Per quanto riguarda i carboidrati, dovrebbero ricoprire il 45-60% dei livelli di assunzione giornalieri, di cui meno del 10% dovrebbero essere zuccheri semplici. Tra il 12 e il 18% dell'energia totale dovrebbe provenire dalle proteine, il 20-35% dai lipidi o grassi. Indispensabili anche la fibra e l'acqua. Sempre parlando di diabete, per esempio, l'International Diabetes Federation ci riporta alcune raccomandazioni per quanto riguarda appunto l'alimentazione, come per esempio scegliere acqua, caffè o bibite non zuccherate, limitando invece succhi di frutta e bibite zuccherate appunto, includere 2-3 porzioni di frutta e verdura al giorno, scegliere frutta fresca, frutta secca o yogurt come snack invece di prodotti confezionati e ricchi di zuccheri e grassi, limitare il consumo di alcol, scegliere la carne bianca e il pesce invece di carni rosse e processate, preferire cereali integrali e legumi ai cereali invece trasformati, raffinati, e scegliere grassi
insaturi, come per esempio l'olio d'oliva, invece di quelli saturi, come per esempio il burro. Anche il CREA ci riporta dei consigli per quanto riguarda l'alimentazione e lo stile di vita. Si possono riassumere in 13 punti che potrete trovare molto più approfonditi proprio sul sito del CREA. Li vediamo velocemente, sono: mantieni il tuo peso sotto controllo e sii sempre attivo, mangia più frutta e verdura, come dicevamo almeno 2-3 porzioni di frutta e 2-3 porzioni di verdura al giorno, preferire i cereali integrali e i legumi, bere abbondantemente acqua per rimanere idratati tutti i giorni, selezionare i grassi preferendo appunto quelli insaturi a quelli saturi e limitarne la quantità, limitare il consumo di zuccheri, dolci e bevande zuccherate, utilizzare meno sale e possibilmente iodato, limitare le bevande alcoliche, cercare di godersi la varietà e la stagionalità dei cibi, seguire le raccomandazioni per i diversi gruppi di persone, quindi ad ogni fascia d'età corrispondono indicazioni personalizzate, come per esempio bambini, anziani o gravidanze e allattamento, fare attenzione a diete e integratori, mode del momento, e la sicurezza alimentare è importantissima, quindi fare attenzione anche a come si lavorano e si cucinano gli alimenti, e ultimo ma non per ultimo, non per importanza, scegliere un'alimentazione il più sostenibile per salvaguardare il nostro pianeta. Grazie per l'attenzione.